Sono bastati 45 secondi di gioco alla Pro Favara per ottenere la terza vittoria consecutiva sotto la guida di Gaetano Catalano. Un bel gol su una triangolazione veloce e di prima intenzione realizzato da Giacomo Graziano, rete che ha permesso ai gialloblu di battere un ottimo Marineo ben disposto in campo ed in partita fino al fischio finale del direttore di gara. 3 punti importantissimi per la squadra del presidente Rino Castronovo, che sale al secondo posto in classifica in compagnia di Misilmeri, Mazzarese ed Enna, alle spalle della capolista Acragas. Un successo, il quarto, con il risultato di 1-0, che certifica la solidità del reparto difensivo della Pro Favara. Il Marineo ha cercato di riequilibrare la partita, proponendo azioni su azioni per tutto il resto dell'incontro, ma i ragazzi di mister Catalano sono riusciti a fermare e vanificare le diverse occasioni degli ospiti. Una vittoria che fornisce punti importanti in classifica e che fa morale in vista soprattutto dell'incontro clou della prossima settimana, ovvero il derby all'Esseneto con l'Acragas, quando la prima in classifica e la seconda si scontreranno per proseguire il loro cammino nel campionato di eccellenza. Sembrava tutto facile, abbiamo fatto gol subito, speravo che i ragazzi si fossero sbloccati, nel senso a livello mentale, che veniva più semplice giocare, trovare a giocare e magari chiudere la partita. Non è stato così, ci siamo abbassati troppo, non abbiamo giocato a calcio rispetto alle altre partite, ci siamo un pochino impauriti, credo, forse la paura di fare il secondo gol, di subire qualche gol, e questa è una cosa che noi dobbiamo migliorare. Secondo tempo invece un po' di risveglio c'è stato, i ragazzi sono stati più attenti, più aggressivi. Ma no, i ragazzi lo devono fare perché loro non hanno responsabilità, qua il responsabile sono io, loro devono andare al campo, come dico sempre, si devono divertire e devono giocare a calcio. Fra il primo e il secondo tempo abbiamo sistemato alcune situazioni e poi alla fine ho visto che abbiamo avuto anche qualche acciacco, qualche difficoltà e siamo passati con 3 difensori dietro e 2 esterni e abbiamo chiuso bene gli spazi. Credo che complessivamente abbiamo rischiato pochissimo, però abbiamo concesso un palleggio al Marineo che in altre partite non l'abbiamo concesso. Stiamo scalando la classifica e domenica c'è l'Acragas. Stiamo scalando, stiamo facendo credo il nostro dovere, la squadra è costruita per fare bene, noi non abbiamo quella pressione di andare a vincere il campionato, ma abbiamo quella pressione di fare un ottimo campionato. La classifica la guarderemo dopo, domenica da martedì penseremo all'Acragas. È stata una partita complicata, difficile, l'importante era la vittoria, sono stato bravo a metterla dentro, bisogna continuare così e che domenica ci aspetta un'altra battaglia, il derby, qui è sentito, quindi bisogna allenarsi e preparare il derby nel modo giusto. Ho visto che nel primo tempo forse avete sofferto un po'. Ma sì, abbiamo sofferto perché di fronte avevamo una squadra abbastanza allenata, preparata, atleticamente si correva, si impegnava. Noi questa settimana abbiamo fatto un po' di carico di lavoro in più, quindi ci stava a faticare, essere un po' stanchi, però siamo stati bravi, siamo stati lì, abbiamo difeso bene, siamo stati concentrati fino all'ultimo e abbiamo portato la vittoria a casa, questo è quello che contava. Primo tempo in particolare abbiamo fatto una prestazione importante, quindi quel gol arrivato al 45esimo, dopo 40 secondi dall'inizio della partita, sicuramente un attimino, come logico che sia, ci ha un attimo stordito, ma subito dopo i ragazzi sono stati bravi a cominciare a proporre calcio, a fare quello che dovevano fare, quindi ci è mancato secondo me soltanto l'ultimo passaggio, la rifinitura, la conclusione, però lasciamo questo impianto con grande rammarico e nello stesso tempo con la convinzione comunque che la mia squadra può fare bene contro chiunque. In effetti la reazione è stata immediata e al primo tempo avete praticamente dominato. Sì, però nel calcio alla fine dominare e non chiudere bene le azioni lascia il tempo che trova, per cui abbiamo degli argomenti da approfondire con i ragazzi e sono sicuro che miglioreremo anche questo aspetto. Qual è il campionato del Marineo?
campionato che la società si è posta è quello di fare un campionato il più tranquillo possibile, cercare di raggiungere la salvezza il prima possibile. Non è facile perché tutte le squadre in questo torneo sono molto attrezzate, però ripeto, venire a Favara e fare questo tipo di prestazione contro una delle squadre a detta di tutti, con chi ha le individualità probabilmente fra le migliori 2 o 3 dell'intero torneo, ci lascia molto, molto fiduciosi per le prossime partite. Cominciamo a vedere qualcosa di buono, poi la vittoria, ripeto, porta serenità durante la settimana e i ragazzi lavorano molto seriamente e quindi i risultati cominciano a venire, sì. Il gol è arrivato proprio ad inizio di partita, forse ci ha un po' raffreddati invece che eccitarci di più? Allora, abbiamo incontrato forse, a mio avviso, una delle squadre più organizzate anche a livello di gioco, fisicamente stavano benissimo e quindi credo che il gol è arrivato nel momento giusto perché poteva anche non arrivare, visto come si è messa la partita. Devo fare complimenti al Marineo. E domenica c'è l'Akragas. Ma intanto godiamoci questa partita e poi ci pensiamo all'Akragas, abbiamo tutta la settimana per lavorarci.